Aspettiamo questo. Mi lascio un po' perplesso il fatto che arriviamo al 18 di gennaio, quando avevamo visto l'importanza che il tema comporta, potevamo sicuramente avere al netto delle festività, ma quando c'è in ballo l'interesse della città, io penso che anche il 25 di dicembre, stimolante, si possa ragionare sui temi che riguardano la città e riguardano appunto l'importanza che possono portare la città nel bene. Se non sbaglio, se non è ancora stato un po' così, più un giorno meno, mi sembra che questo argomento sia nato, sia scaturito durante una commissione che era di gruppo, che siamo stati quasi interrotti, dunque vado a retro, circa adesso il 17-16 dicembre, che sembrava fosse la serata di UFO. Lo dico così un po' in maniera goliardica, perché subito dopo le ore successive di serata venne fuori anche sui blog una conferenza visiva stampa che sembrava più che in capo di guerra di Al-Qaeda in Iraq, ma sembrava appunto che fossero arrivati gli alieni, fossero atterrati su qualche navicella spaziale, spiaggia, da qualche parte, cioè Isola Vera. Il primo momento mi ricordo durante la commissione di capogruppo, questa nota che era venuta così all'improvviso sembrava, come dicevo prima, che qualcuno a Roma stesse già suscitando qualcosa sopra ancora di nuovo le nostre teste e portasse un altro pasticcino nella nostra città, pronti a creare tutta questa infrastruttura, tant'è che nelle prime ore di questa tematica sembrava che ci fossero già i vari voleranti, i petrolieri, i cassieri, chi ne ha più ne metta. Mi ricordo il Presidente del Consiglio non voglia che è un male Presidente, la popolazione, ecco la vecchia politica ci ha creato, ci ha messo un'altra, ci ha fatto venire a galla un'altra un altro pasticcino, diciamo, c'era da fare polemiche, un'altra cosa, poi da fare polemiche, non ero presente io, ero presente chi qualche progetto strano. In realtà poi ho scoperto che questi signori avevano mandato una nota al Ministero e a sua volta avevano mandato una nota agli uffici comunali. Gli uffici comunali, quelli miei, non l'avevano mai aperta. Non l'avevano mai aperta, salvo che questi signori, dopo 3-4 giorni alla settimana che non prendevano risposta da parte di nessuno, hanno chiamato il comune, pronto centralino, mi passa all'ufficio competente. Guardate che vi ho mandato una nota e ma nessuno ha avuto una risposta. Nel frattempo ho chiamato Roma per avere delle informazioni e il comune che allora in quel momento qualcuno è andato a vedere per i mail e aveva mandato
qua dover pensare di creare, poi dare una risposta, cercare di dare qualche cosa di sensato per rispondere alle questioni, che il giorno 27 hai detto non aveva una risposta. Già qua dimostra come gestiamo noi partite importanti. Io non avrei neanche dormito alla notte una partita di questo genere qua, nel bene o nel male. Non sarei arrivato proprio in zona, come si dice, di gergo calcistico, zona Cesarini, con l'acqua, ancora una volta con l'acqua alla gola e pensare di dare delle risposte in merito. E se queste poi sono le risposte, io sinceramente sono molto imbarazzato. Imbarazzato per tante cose, perché si potrebbe concludere la cosa, questa serata in 2 parole sole. Non abbiamo gli elementi essenziali per poter procedere. Può essere sicuramente un progetto futuristico importantissimo per la città, sia in termini economici, di sviluppo, questo operato, ma al tempo stesso ci mancano tutti quegli elementi che servono per dare le risposte a livello ambientale, a livello di economia, a livello di realtà sociale, economico, tutto questo. E di far convivere le cose sia per quanto riguarda il tema del turismo, il tema della pesca e il tema dell'agricoltura, che sono tre colonne importanti della nostra realtà economica della città. Attenzione! Che non dimentichiamo che ognuna di queste non deve sormontare l'altra. Perché in questa città non c'è nessuno che ha le chiavi della città, nel termine o meglio di dire dei soldi, che possa decidere dei soldi, di come pilotare la cosa. Nessuna categoria deve prevalere sull'altra. Tenendo conto che noi siamo una realtà di mare, siamo una realtà marittima che nel corso della storia, non c'è storia. Abbiamo fatto una direzione, abbiamo osservato Venezia, siamo stati parte della Repubblica Marinara, la Serenissima. Tutti gli scambi commerciali sono venuti a mare, dunque pensare che il popolo possa entrare su questa realtà è proprio di follia. Ok? Purtroppo è vero, nel corso del tempo il popolo ha perso perché la politica, dico la politica, che nessuna più responsabilità del caso, non è stata aperta a dare gli spazi adeguati per far sì che il porto di Perugia sia considerato un porto, non dico di eccellenza, ma funzionale, cosa che oggi ahimè ha perso nel corso del tempo. Ricordiamoci che Mallarino è un porto fluvio marittimo che non è mai decollato. Tanto dopo che è stato creato per farlo diventare sviluppare lo stesso delle parole, ma lo si è sviluppato come o meglio non è ancora partito come era previsto. Questo per dire cosa? Che a me vuole parere, io non voglio passare, e spero che neanche l'amministrazione comunale, che noi tutti passiamo dai famosi pozzi obbligati di turno che segnalano ormai i piedi, mandano la montella al ministero e dire no, dobbiamo adesso valere un'amministrazione all'altezza di questo dovrebbe gestirla, amministrarla, governarla questa opportunità, facendola coesistere con tutte le realtà, turismo, pesca e agricoltura. Ma se non abbiamo l'elemento principale, che è quello dell'impatto ambientale, signori, devono essere enti preposti a dire si può fare o non si può fare. Perché io cosa posso dire? Sono a favore? Sì, sono a favore. E se dico che non sono contrario, cosa dico? Io non ho elementi. Allora in questa fase qua le criticità possono starci, ma fino a un certo punto. Perché io devo avere, come amministrazione, devo avere chiaro sulla tavola quello che mi dicono gli enti preposti, sono intendenza, salvaguardia, ex amministrazione delle acque, regione, ministeri, e chi più ne ha più ne metta in questa fase qua. Loro mi devono dire cosa che devono dire, perché io ricordo bene, faccio un esempio stupido, ma è avvenuto questo. Consigliere, la lascio parlare, solo ricordarmi che ancora 2 minuti di tempo. Cioè, soltanto che dopo tanti anni mi sento il tempo di tutto. Ognuno sempre lasciato dire. Io sì, non commissione, però comunque non è mi adeguo nel dire solo che gli enti preposti devono essere loro a dare appunto l'indicazione del caso. Perché per fare un esempio che dicevo prima,
scolte e quant'altro, e quando parlavamo della lunata cominciavano a girarsi da una parte, guardavano in alto, perché diciamo, e continuiamo a dire che quello ha creato dei grossi problemi al nostro litorale. E abbiamo anche detto che un domani, ipoteticamente, il nostro litorale, se dovesse funzionare la maniera del Mose, potrebbe creare ancora più problemi al litorale, erosione e quant'altro. Questi, insomma, brancolavano un po' nelle loro risposte, per far dire questo, che soltanto una diga ha creato tutta una serie di cambiamenti sul nostro litorale. Non da poco, una parte va in secca, l'altra parte va a fondo. Figuriamoci un'ipotetica struttura industriale. È per questo che è doveroso avere tutte le informazioni dei casi. Dopo, in un secondo momento, potremo parlare di tutto il resto. Ma in questo momento io mi assumo la responsabilità di dire no, questo progetto va buttato a mare, perché può essere un progetto importantissimo per la città, per lo sviluppo dell'economia, sia anche per il turismo, sia anche per la pesca, sia anche per l'agricoltura, che deve essere un'unica, come può essere ipoteticamente anche un sacco. Ma se non abbiamo le cose, la cosa importante è dire chi deve dire cosa si può fare là, che può essere anche al di netto che noi qua valutiamoci. Cioè non dire, guardate signori, non si può mettere neanche un palo così. Pertanto, io sono partiti parlando con Martino, signori, grazie di tutto, andate a fare il progetto da un'altra parte. Ecco, perché ripeto, io mi voglio assumere, non sono un tecnico, ma non sono voglio neanche assumere la responsabilità di dire sì e neanche di dire no. Però sono consapevole che può essere un'opportunità importantissima per la città se gestita, amministrata, ma in questo momento non ho gli elementi che devo fare. Dunque, magari l'invito che faccio all'amministratore pubblico è quello di dire, caro Ministero, dateci degli elementi che possano, degli elementi, delle considerazioni, rispetto nell'ambito tecnico, che ci diano almeno da poter avere le motivazioni per dire sì o per dire no, perché altrimenti qua possiamo essere a favore o torto, ma non ne veniamo fuori. Allora, ripeto, anche ipoteticamente fare un referendum, magari può essere una cosa interessante, magari lo faremo anche con altre partite, perché se guardo in fasi importanti della città, non vedo per quale motivo su progetti importanti vedi zona reduci o piuttosto che l'arena Busio o piuttosto che altri temi, perché no facciamo referendum e capiamo cosa vogliamo fare o magari il comparto del boschetto, perché non facciamo un ragionamento chi alza la mano cosa vuole o perché in quelle zone, tanto per far capire, perché altrimenti non va bene soltanto farlo per questo referendum e per tanti altri partiti importanti per la città non si fa. Tanto per far capire questo. Chiudo, io sono in linea, posso essere in linea con quel documento che avete fatto, però non entrerei tanto sulle criticità, perché altrimenti vuol dire scorso. Io dico soltanto questo, voglio sapere dagli enti preposti come tutte le caratteristiche, cioè tutte le funzionalità che possono avvenire attraverso questo progetto. I pro e i contro di questo progetto discuteremo dopo, con elementi ambientali alla mano. Se non abbiamo qui non possiamo neanche cominciare la discussione. Grazie.